Buonasera e bentornati a Checkpoint. Oggi ci vogliamo occupare di poligoni militari e di servitù militari. La Sardegna infatti è il territorio italiano, la regione italiana con il maggior numero di servitù militari e vogliamo affrontare l'argomento alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Innanzitutto l'inchiesta del procuratore di Lanusei Domenico Fiordalisi, che ha aperto una duplice inchiesta nel gennaio 2001 per disastro ambientale, omicidio colposo plurimo, per l'inquinamento e l'abnorme numero di casi di tumore, in particolare linfomi e leucemie tra i pastori e gli abitanti di Perdasdefogu e delle zone limitrofe al poligono interforze militare del Salto di Quirra. E di recente ha chiesto anche il rinvio a giudizio per 20 indagati. Si tratta di ex comandanti generali e maggiori, e tra questi c'è anche il sindaco di Perdasdefogu, Walter Mura, tutti accusati a vario titolo. E poi un altro fatto di cronaca che riguarda il processo a carico del fotografo indipendentista Nino Fancello, 54 anni, di Olbia, a giudizio a Cagliari per essere entrato nel 2005 nell'area del poligono militare di Capo Teulada assieme ad altri militanti di Sardigna Nazione. Ne parliamo con due graditi ospiti che sono proprio Nino Fancello, che ringrazio e do il benvenuto per essere qui oggi a Checkpoint, e Bettina Pizzurra, attivista di IRS, protagonista di diverse clamorose proteste. Iniziamo subito con Nino Fancello, al quale chiedo subito perché è stata necessaria la manifestazione a Capo Teulada, qual era l'obiettivo? Si parte un po' da lontano. Da sempre noi indipendentisti, tutta la Sardegna, abbiamo a cuore questo problema. È un problema che coinvolge tutti, non solo a livello così epidermico, ma a livello profondo, anche perché alla luce, come appunto nella tua presentazione, degli ultimi fatti portati avanti dalla Procura del Sarrabus, cioè precisamente per il Salto di Quirra, ne sono venute fuori delle cose molto, molto pesanti, cioè gente che sta morendo, gente che è morta, cadaveri che vengono riesumati, fetti di animali molto strani e così via. Questo è quello che è stato scoperto perché è stata portata avanti questa indagine in maniera molto profonda da un certo procuratore, ma noi crediamo che non solo a Quirra esistano queste cose, ma anche in tutti gli altri poligoni militari, partendo da Teulada, che è un territorio di circa 7.500 ettari fuori dalla giurisdizione del popolo sardo, e quindi per portare avanti, ma anche in tempi non sospetti, perché ancora non era iniziata l'indagine su Quirra, perché si parla di fatti risalenti al 2005, precisamente il 22 ottobre 2005, un comando di Sardigna Nazione al nome del patriota Francisco Tilocca è penetrato a Cala Zafferano, proprio nel cuore del poligono, quindi inneggiando alla liberazione di questo popolo. Noi siamo stati lì per richiamarci alla sovranità su questo territorio. Volevate in qualche modo attirare l'attenzione su questi territori, perché lo ricordiamo, l'indagine, l'inchiesta della procura di Lanusei nel caso specifico di Quirra è recentissima, però da anni gli attivisti o comunque dei movimenti cercano di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su quello che accade in questi poligoni. Quindi c'è stata proprio la necessità di occupare? Sì, si è trattata di un'occupazione, sì, di una sì, manifestazione? Che cosa era la vostra? Ma la nostra era una manifestazione per ribadire la sovranità del popolo sardo su questo territorio. Noi pacificamente siamo entrati su questo territorio, abbiamo issato la bandiera nazionale sarda, la bandiera del nostro movimento, e abbiamo fatto come una sorta di esorcismo, cioè una preghiera, un canto per cercare di allontanare questi demoni che avvolgono il
nostro territorio, e su questo, e in base a questo così ci hanno condannato. Io sono finito a processo da ormai 7 anni, una storia infinita. Eravate Insomma, in tanti, sì. però a processo insomma c'è finito Sì, soltanto sì, uno, sì. ne parleremo. Bettina Pizzurra, anche attivista di IRS, è stata protagonista, come ho detto prima, di diverse clamorose proteste, come se sia necessario in Sardegna dover protestare per far sentire la voce. Nel 2003, in particolare il 23 luglio, lei ad altri attivisti ha occupato la rampa di lancio missilistica a Quirra. Per quel fatto anche lei è finita a processo, ma è stata assolta. Sì, è accaduto proprio il 23 luglio, come stava dicendo, anche noi con la necessità di far luce su quello che stava accadendo nel territorio nostro. Io provengo dal Sarrabus, quindi è la quotidianità che noi vediamo davanti. Nel 2001 l'ex sindaco dottor Pili, come oncologo, aveva divulgato i primi 13 casi di linfomi e leucemie nel territorio proprio di San Lorenzo. Distinguiamo, ecco, quando parliamo di Quirra, la zona mare di San Lorenzo da Perdas e Fogu. Sono due realtà diverse. E quindi quando è arrivato il silenzio su questa esposizione di dottor Pili abbiamo pensato nel territorio che invece fosse giusto dover dar luce a quello che stava accadendo. Per cui via mare abbiamo occupato la rampa di lancio missilistica nella zona Alfa e siamo stati indagati all'inizio per spionaggio e introduzione clandestina in territorio militare di interesse nazionale, poi è rimasta soltanto l'accusa di introduzione clandestina e si è esaurito alla fine un processo più o meno durato 3 anni come ingresso non autorizzato e quindi una multa pecuniaria, diciamo così. Però in quel momento lì la Sardegna ha iniziato a tirar su la testa. Io ricordo che 827 autodenunce di solidarietà le avevamo presentate al giudice durante il processo e le avevamo detto appunto forse è il caso alla prossima udienza di fare al Palazzetto dello Sport. Nessuno di noi si è mai fermato dal 2001 a oggi, quindi sono 11 anni di battaglie e finalmente, grazie anche ovviamente al lavoro della Procura di Lanusei, siamo arrivati a questo. Ci dispiace dover dire che la Sardegna ha dovuto attendere un magistrato perché una regione non ha avuto né il coraggio né la dignità di applicare un principio di precauzione che è sancito dai protocolli internazionali. All'assolutezza della salute davanti a tutti potevano interrompere le esercitazioni nel corso del tempo, questo non è accaduto. Quando noi parliamo di sovranità parliamo anche di questo, un atteggiamento politico corale da parte della Regione Sarda non c'è stato. È chiaro che noi non finiamo né con questa trasmissione la nostra presenza, non lo farà Fiordalisi, però molte cose sono già state decise e questo i sardi lo devono sapere. Nino Fancello, in questo processo lei di che cosa è accusato? Quindi di introduzione in un poligono militare, dove si rischiano per lo Stato italiano da 1 a 6 anni, questa è la loro versione. Io invece credo di aver compiuto un'azione che tutti i sardi dovrebbero fare, cioè mettere i piedi sul proprio territorio senza che nessuno gli possa creare problemi. Io avevo anche la necessità di andare a fotografare in quel territorio dove insistono delle realtà archeologiche molto antiche, dalle Domus Deianas ai Nuraghi, cioè non è concesso neanche quello. Sì, perché lo ricordiamo, lei è anche fotografo, quindi insomma di professione va alla ricerca di siti archeologici. L'impegno del lavoro e l'impegno politico per me va quasi di pari passo, perché ogni volta mi scontro con delle realtà impossibili. Se nel mio lavoro vado a fare una fotografia di un paesaggio, oggi abbiamo le immagini, la nostra skyline è piena di pali, di antenne, soprattutto di parchi eolici. Rivolgiamo l'obiettivo al cielo ed è impossibile riprendere una nuvola come si deve, perché tra le scie chimiche e tutto il resto, insomma, sta diventando molto. Ma tornando proprio al fatto a sé, io sono accusato di un fatto talmente ridicolo che è così strano che
lo Stato italiano porti avanti un processo da 7 anni con tutte le spese, con tutto quello che concerne dietro, e lo strano è che sia anche un giudice sardo a difendere lo Stato italiano, per i danni che sta recando su questo territorio. Ci vorrebbe anche un po' di coscienza da parte della magistratura e di chi indaga. Perché venire a indagare me? Io ho fatto delle immagini che sono su internet, le può vedere tutto il mondo, ma non ho fatto nulla di falso. Questa è la realtà e tu mi vuoi condannare per la realtà. Quindi, Ma è stato condannato per aver fatto delle foto oppure per essere entrato? No, Qual beh, è per essere entrato, Ma eravate in naturalmente tanti, perché sì, soltanto lei? ma credo che sia anche quella una strategia politica militare, cioè separare dal gruppo per poter colpire meglio. Credo che dentro la loro testa ci sia quello, non può esserci altro motivo. Insieme a Teulada noi soffriamo anche in altri territori, si parla di Quirra, si parla di Decimomannu, di Capofrasca in generale. Sappiamo che a Decimomannu sono successi dei fatti troppo strani anche lì, cioè le forze NATO che fanno delle esercitazioni che diventano pericolosissime. Tant'è vero che nel 2010 per l'esercitazione di un militare israeliano appartenente alla IAF, all'International Air Force israeliana, ha compiuto delle esercitazioni, ha superato la barriera del suono, creando i fastidi che si possono creare a bassa quota, sembrava che stesse facendo divertire le persone, perché si divertiva a fare il tunnel, loro lo chiamano, cioè capovolgimenti degli aerei da una parte all'altra. Anche quello è un aeroporto con la più alta percentuale di voli, 450 voli giornalieri, e questi sul territorio che cosa lasciano? Lasciano veleni, xilene, lasciano piombo, lasciano benzene. Quindi insomma voi con le vostre azioni clamorose volete proprio attirare l'attenzione su queste cose. Bettina Pizzura, parliamo proprio del poligono interforze militare sperimentale del Salto di Quirra, l'inchiesta del procuratore Domenico Fiordalisi è approdata in qualche modo in commissione in Senato, se ne sta occupando anche un senatore sardo che è Giampiero Scanu del Partito Democratico, e proprio nei giorni scorsi c'è stata l'audizione del generale di squadra aerea Maurizio Lodovisi, responsabile della logistica dell'aeronautica militare e delle bonifiche del poligono di Quirra, ma la sua relazione in qualche modo non è servita a fugare tutti quei dubbi che i senatori avevano sull'intera vicenda, tant'è vero che nei giorni scorsi si sarebbe dovuto decidere sulla chiusura o comunque sulla riconversione del poligono, invece si è preso tempo, è probabile che nel giro di qualche giorno si prenda questa decisione, alla luce però di che cosa? Di una relazione, di un'ulteriore relazione che è stata chiesta al senatore Scanu. Che idea si è fatta di questa vicenda? Allora, prima di tutto vorrei a nome di IRS dare la solidarietà a Nino Fancello, perché siamo compagni di viaggio, come si dice, no? Siamo sardi che stanno lavorando per una lotta di liberazione nazionale, quindi la vicinanza è profonda ed è assolutamente presente. Il discorso delle dichiarazioni di Lodovisi, tra l'altro insomma stiamo parlando di un generale dell'aeronautica, ed è inevitabile che sorgano i nostri dubbi: dove stanno le competenze di chi deve fare le bonifiche, la trasparenza degli attori, le capacità reali. È ovvio che siamo davanti a un disastro, che siamo davanti a una necessità di quantificare il danno, che siamo davanti alla necessità di avere un piano di risanamento ambientale. Non dimentichiamoci che in Sardegna abbiamo 450.000 ettari di inquinamento. Noi abbiamo superato la Campania. Quello che fa la mafia, l''ndrangheta in altri territori italiani, da noi è legale. Allora non è che l'attività, diciamo, ultima del PD sia quella risolutiva, sono temi che stiamo battendo da anni. Io prima ho detto c'è qualche cosa che è già stato stabilito, e lo dico perché partiamo da un presupposto: la guerra è cambiata. Dopo la guerra fredda non è che le ricerche militari sono state interrotte, cioè dopo 50 anni americani e israeliani sono in grado di combattere guerre magnetoelettroniche. Sono stati fatti avanti dei passi dal punto di vista scientifico che sono impressionanti. Io ne cito uno volante, perché è stato riportato dal Venerdì di Repubblica qualche settimana fa.
A Tolosa in Francia un'equipe di scienziati sta procedendo, e lo sta facendo dal 90, alla